Ben ritrovati dalla redazione. La sicurezza sul lavoro è il primo tema che CGIL e CISL UIL mettono al centro delle manifestazioni in programma il 1° maggio in Friuli Venezia Giulia, quest'anno anche alla luce della recrudescenza infortunistica che si continua purtroppo a registrare sia a livello nazionale sia in regione. Focus anche sulla situazione politica ed economica internazionale che preme sul mondo del lavoro e sulla società in genere. A Trieste il ritrovo a Campo San Giacomo, da dove, secondo programma, partirà un corteo fino a Piazza dell'Unità d'Italia con il comizio conclusivo di Maria Grazia Gabrielli, segretaria nazionale confederale CGIL. Il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia potrà contare su oltre 220 milioni di euro di investimenti, di cui oltre 60,8 milioni derivanti da fondi regionali. Questi fondi sono destinati alla riqualificazione del polo ospedaliero di Udine, alla realizzazione del Cube Hospital dell'ospedale di Cattinara e della nuova sede dell'X Burlo Garofalo di Trieste e alla costruzione del nuovo padiglione dedicato alle cure primarie post-acuzie dell'ospedale di Pordenone. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi dopo l'approvazione da parte della Giunta della proposta di accordo di programma tra la Regione e il Ministero della Salute di concetto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che verrà formalizzata a maggio. Sono Trieste e Gorizia le province dove la Tari pesa di più sulle famiglie del Friuli Venezia Giulia, con costi medi rispettivamente di 118 euro per nuclei monocomponente e 276 euro per famiglie di 3 persone, ma è Pordenone a segnare rincari più alti tra il 2020 e il 2024, più 22,5% per i single, quasi più 24% per i nuclei più numerosi. L'analisi riguarda anche le tariffe idriche, la spesa più alta a Trieste dove Acega, Sapienza e Amga applica un costo medio annuo di 501 euro per 3 persone e un consumo di 150 metri cubi. Dopo 2 anni di lavori torna a Trieste lo storico cinema Ariston di proprietà della Cappella Underground, che ha presentato ieri i lavori di ristrutturazione alla presenza tra gli altri del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e del vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla cultura Mario Anzil. Lo spazio, è stato spiegato, diventa un hub polifunzionale completamente rinnovato e ospiterà non solo proiezioni cinematografiche ma anche mostre, eventi musicali, presentazioni, incontri e laboratori. La sala principale è dotata di 247 poltrone e uno schermo di ultima generazione. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana cielo in genere poco nuvoloso, nel pomeriggio saranno possibili brevi e locali piogge o al più rovesci. Temperatura di sopra della media del periodo, 20 di brezza, temperature minime in pianura fra 11 e 15 gradi, sulla costa fra 17 e 19, massime in pianura fra 26 e 29, sulla costa fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.